come costruire la parità di genere in azienda. Sigla! Buongiorno e benvenuta a Chiara Bellon, direttrice risorse umane e organizzazione del Gruppo Veritas e vicepresidente vicario Veneto Friuli Venezia Giulia dell'IDP, Associazione Italiana per la Direzione del Personale. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno e grazie. Prima di iniziare, come sempre, la nostra chiacchierata, il punto con Gaia Zuccolotto, direttrice di Ultima Ora Live. In Italia il problema non è più soltanto demografico. È anche economico e occupazionale. Secondo il rapporto Istat 2026, il saldo tra nascite e decessi è negativo per quasi 300.000 persone e il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, il livello più basso mai registrato. Ma dietro questi numeri si nasconde anche un altro squilibrio, quello legato al lavoro di cura. Oggi le donne italiane dedicano alla famiglia e alla casa in media 4 ore e 44 minuti al giorno, più del doppio rispetto agli uomini. Un carico che continua a incidere concretamente sulle possibilità di carriera e partecipazione al mercato del lavoro. Secondo Istat, nel 2025 oltre 3 milioni di donne risultano inattive per motivi familiari. Più di 1 milione rientra nelle cosiddette forze di lavoro potenziali, donne che potrebbero lavorare ma che restano escluse dal mercato occupazionale proprio a causa dei carichi di cura. Ed è qui che il tema si intreccia anche con la selezione del personale, perché la difficoltà di conciliare lavoro e vita familiare continua ancora oggi a pesare soprattutto sulle donne, influenzando assunzioni, percorsi di carriera e permanenza nel mondo del lavoro. Secondo l'Istat, se i livelli di partecipazione al lavoro resteranno quelli attuali, entro il 2050 l'Italia perderà circa 5 milioni di persone attive. Per questo, investire nell'occupazione femminile non è più soltanto una questione di parità, ma una necessità economica per il futuro del Paese. Abbiamo deciso di darci del tu, quindi ti do del tu e ti chiedo cos'è il Gruppo Veritas e quali sono oggi le principali politiche adottate per promuovere la parità di genere nella vostra realtà. Allora, intanto grazie dell'invito. Gruppo Veritas è una multi-utility che svolge servizi pubblici essenziali, quindi servizi ambientali e servizio idrico integrato nella città metropolitana di Venezia, 3.600 dipendenti. 80% uomini, 20% donne, poi parleremo di questi numeri. Intanto ci tengo a precisare che le pratiche di inclusione rientrano un po' nel nostro approccio di benessere organizzativo e di cura delle persone. Il benessere organizzativo nel nostro modello, diciamo, organizzativo prevede politiche di welfare, quindi 3 pilastri: il welfare, il work-life balance e le politiche di D&I, quindi le politiche di inclusione. Tutto questo è sancito all'interno di una policy che abbiamo chiamato policy di valorizzazione delle differenze e di cultura del rispetto. È una policy che delinea delle linee guida di affiancamento delle persone in azienda, dal momento prima dell'assunzione, dal momento della selezione, del recruiting, al momento dell'accompagnamento anche all'uscita. Quindi l'abbiamo sancito in questa policy, poi nel corso dell'intervista entrerò un po' più nel dettaglio, diciamo, di che cosa intendiamo noi per benessere e quindi per inclusione. Partiamo da un traguardo, che è quello della certificazione per la parità di genere. Come ci siete arrivati, perché e cosa vi aspettate da questo poi risultato? Allora, innanzitutto noi siamo partiti prima che uscisse la PDR 125, che è la certificazione parità di genere nel 2022, perché precedentemente abbiamo voluto misurarci e fare un assessment. Avevamo a disposizione una policy, una PDR, una prassi di riferimento JAIS, che è una certificazione non italiana e che ci ha consentito di misurarci sulle nostre politiche di inclusione, non era specifica sulla parità di genere. Poi nel 2022, appena arrivata la PDR 125, abbiamo subito
accettato di farla col nostro ente certificatore di riferimento e quindi siamo stati tra le prime 10 aziende in Italia, pubbliche o private, in assoluto la prima multi-utility ad ottenere la certificazione parità di genere. Eravamo pronti perché con la JACE avevamo già fatto un assessment e ha consentito di misurarci. Questa pratica delle certificazioni, secondo me, mi preme raccontare che ora abbiamo ottenuto anche la certificazione che si chiama PDR 159 sulla disabilità, quindi sull'accessibilità dei luoghi di lavoro alle persone disabili, ma noi l'abbiamo fatta anche per l'accessibilità dei nostri servizi alla disabilità, creando una rete sul territorio con tutte le associazioni, proprio per seguire questo flusso, diciamo, della cura della persona e dell'inclusione. E le certificazioni in assoluto sono da un lato dei momenti di misurazione e di assessment e dall'altro dei potentissimi strumenti di cambiamento culturale, perché questi sono percorsi di cambiamento culturale. Assolutamente. Nella selezione del personale, visto che è il tuo campo, come selezionate appunto, avevamo detto prima 80% uomini, 20% donne, raccontaci un po' di questa... Sì, allora questi numeri intanto si sono evoluti, nel senso che nel 2022 eravamo 81, quasi 82 e 19, via via è cresciuto il numero e adesso siamo appunto 79 uomini e 21 donne. Quindi si è evoluto. Diciamo che il nostro modello, che parte dalla selezione, è un modello di competenze, cioè noi selezioniamo, reclutiamo le persone sulla base e sviluppiamo le persone in azienda sulla base delle competenze. Abbiamo normato un modello di leadership che diventa un modello di competenze e diventa un sistema di valutazione delle performance uguali al di là del genere, al di là della disabilità, al di là delle caratteristiche personali, le chiamo così, insomma, di tutte le dimensioni della diversità. Quindi il primo punto è sancire un modello di competenze in azienda. Il secondo punto importante è quello di approntare tutta una serie di strumenti perché le donne non debbano scegliere tra la carriera e la famiglia. Quindi, abbiamo parlato molto spesso in queste puntate perché immagino, è il tema. Il tema è quello di creare un sistema aziendale, organizzativo, mettendo a disposizione tutta una serie di strumenti che possono essere strumenti di processi, di procedure, di organizzativi, di formazione, perché le donne non debbano scegliere, soprattutto le giovani donne, perché le giovani donne oggi devono trovare un mondo del lavoro diverso da quando ho iniziato io, dove non c'erano tutte queste possibilità. Abbiamo detto 80-20, il vostro obiettivo introducendo intanto è già 79-21. Sì, Beh, allora, innanzitutto questi numeri sono dettati dal fatto che noi siamo un'azienda che fa molti lavori gravosi e quindi ci sono, parlo per esempio tutto il mondo idrico, del servizio idrico integrato, l'addetto di rete, l'idraulico, non ci sono donne che fanno questi mestieri, mentre ci sono donne nel settore ambientale. Lì qual è stato il problema? Il problema è le sedi e quindi gli spogliatoi per le donne. Ecco, noi abbiamo creato diciamo attrezzato degli spogliatoi femminili per poter consentire alle donne, e adesso ne abbiamo ben 6 piloti motoriste e diverse donne autiste, di accedere anche alle mansioni operative di guida dei mezzi aziendali, quindi complesse. Ecco, questi numeri, poi sono aumentate le donne dirigenti, perché per molti anni siamo state solo 2 donne dirigenti, adesso siamo a 5, di cui la maggior parte delle mie colleghe sono o ingegneri o diciamo comunque materie STEM, e adesso abbiamo dal 1° di maggio anche la prima datrice di lavoro donna ai sensi del decreto 81, che sono sempre stati direttori di area o di divisione, sono sempre stati uomini. Quindi passo dopo passo, diciamo, con questi strumenti, questi modelli, la strada è ancora lunga, non raggiungeremo mai noi come tipologia di azienda il 50-50, però voglio dire, il famoso soffitto di cristallo credo che lo abbiamo sfondato per bene. Un percorso sì, faticoso in qualche modo, però sì, necessario, sì, perché è anche dare un buon esempio in qualche modo rispetto alla vostra realtà.
Cambiamo un attimo ambito e andiamo all'IDP. L'IDP è l'Associazione Italiana di Direzione del Personale. In che modo questa associazione può favorire una maggiore cultura e come lo fa concretamente nella parità di genere? Siete attivi su questo fronte? Sì, allora IDP è l'Associazione Italiana, appunto, come dicevi, Direzioni del Personale, e raggruppa tutte quelle persone in Italia che si occupano di HR, come diciamo noi in gergo, comunque di risorse umane, sia come consulenti, sia come HR manager o HR director, come posso essere io, o responsabili della formazione, quindi persone che si occupano di persone. Siamo organizzati, contiamo più di 5.000 aziende in Italia e nel gruppo Veneto Friuli, perché siamo organizzati per gruppi regionali, il gruppo Veneto Friuli conta più di 500 soci, 500 aziende, e all'interno sia del gruppo dell'area nazionale sia dei gruppi regionali ci sono dei gruppi di lavoro. E ci sono dei gruppi di lavoro tematici che si occupano della formazione e appunto c'è un gruppo che si occupa di benessere organizzativo per diffondere la cultura del benessere organizzativo, quindi del welfare, del work-life balance, degli ESG, diciamo, della sostenibilità, perché è tutto connesso, la S degli ESG. Ricordo che è social, quindi è assolutamente connesso a tutte queste pratiche e processi di risorse umane, e noi creiamo cultura, cerchiamo di fare cultura creando molta rete sul territorio. E abbiamo avuto nei giorni scorsi un evento in Confindustria con Fondazione Bellisario e IDP Veneto Friuli, proprio perché stiamo creando rete sul territorio su questa tematica, ed è stato presentato un index scientifico molto interessante, legato alla produttività nelle aziende, legato alla felicità e al benessere delle persone in azienda, di lavoratori e lavoratrici. È un indice nazionale e questo indice indica come occuparsi del benessere delle persone diventa un elemento di produttività. Una obiezione che ci è stata fatta anche nei nostri social recentemente è, visto che parliamo di HR, ma spesso le HR manager sono donne e sono loro stesse a non selezionare le donne perché sanno che ci sono problemi legati alla conciliazione lavoro-famiglia, è quello che ci siamo detti. È vero? E cosa rispondiamo? Allora, innanzitutto chi fa selezione, può essere vero che sono molte donne, perché chi fa selezione di norma è psicologo o psicologa del lavoro, e quindi probabilmente è vero che sono molte più le donne che fanno selezione, tipo sono molto meno le donne che fanno relazioni industriali. Ecco, faccio questo esempio per capire un po', ed è tutto sbagliato questo, infatti io sto cercando di portare le mie giovani a occuparsi anche di materie più hard del personale. Allora sì, può essere vero per gli uomini e per le donne, proprio per quello che dicevo prima, deve essere un cambiamento culturale, e il cambiamento culturale non deve essere solo maschile, ma deve essere tanto anche femminile. Infatti quello che dicevo prima di mettere a disposizione strumenti, per esempio per il rientro dalla maternità, io in azienda non ho tutte che accettano questa cosa, nonostante questo preferiscono non fare carriera. Cioè, nonostante noi mettiamo a disposizione politiche di flessibilità, accettano di non fare carriera. Quindi è una mentalità anche femminile che va cambiata. Ci fermiamo un secondo per la nostra testimonianza. Abbiamo raccolto appunto la voce di una nostra ascoltatrice. Ricordo che potete scriverci alla mail pariodispari@ultimaoralive.it oppure su WhatsApp al numero 388 627 3431. Te la leggo. Sì. Quando sono entrato in azienda la parità di genere non era un tema assente, ma nemmeno davvero concreto. C'erano quelle piccole situazioni quotidiane che ti fanno capire che qualcosa può migliorare. Interventi che passano inosservati, riunioni dove parlano sempre le stesse persone, percorsi di crescita non del tutto chiari. A un certo punto però l'azienda ha deciso di lavorarci seriamente, ha formato i manager, ha reso più trasparenti i criteri di valutazione e soprattutto ha introdotto una regola semplice nelle riunioni: dare spazio a tutti e a tutte le voci senza interruzioni. Da lì si è visto un cambiamento vero, le colleghe hanno iniziato a intervenire di più, a proporre idee, a guidare i progetti.
Io stessa mi sono sentita più ascoltata e più libera di esprimermi. Non è che tutto sia perfetto, ma oggi si percepisce un impegno reale e quando un'azienda ci crede davvero la differenza si nota. Ecco, la testimonianza di un mondo migliore possibile in qualche modo. Piccoli passi appunto. Certamente, piccoli passi e bisogna lavorare sul linguaggio, sulla cultura. Questa testimonianza potrebbe riguardare anche i giovani, per esempio, che non vengono ascoltati nelle riunioni, ecco, il concetto è lo stesso, no? Quindi lavorare molto sull'ascolto e sulla relazione, sul linguaggio. E forse anche sull'empatia in azienda. Assolutamente, sull'empatia. Che non vuol dire trascurare la produttività, anzi l'abbiamo detto. Certo, e anche sugli stereotipi, moltissimo, certo. Sugli stereotipi e i bias, perché per esempio penso tu sei giovane, sei appena entrato, non capisci niente, non è vero. Anzi, il punto di vista del giovane può darti un punto di vista esterno di chi è appena arrivato. Potrà essere sbagliato, si attiva un confronto, però è sempre comunque utile. Dal tuo osservatorio dell'IDP e quindi della selezione personale, qual è la situazione rispetto al gender pay gap, alle disparità professionali, cioè come la vedi? Allora, intanto c'è un dato, che per la parità di genere mancano 130 anni. E quindi nessuno di noi la vedrà. Forse i nostri nipoti? Forse i nostri nipoti. E questi sono, esatto, il Veneto, anche se diciamo è un mercato del lavoro molto dinamico e attualmente il mercato del lavoro è anche molto difficile in questo momento per la carenza il famoso inverno demografico, insomma per la carenza di giovani in tutti i profili. E quindi diciamo che si stanno facendo dei passi avanti. Cito, a parte la PDR 125 che era facoltativa, ma ora ci sarà la direttiva sulla trasparenza retributiva. Ne abbiamo parlato in una puntata, sì. La direttiva trasparenza retributiva sembra si stia perdendo di vista a cosa serve, perché serve per ridurre il gender pay gap. È uno strumento la trasparenza per ridurre il gender pay gap, però nel recepimento italiano questo sembrerebbe essersi o perso di vista oppure nella declinazione, non entro nel merito adesso perché non è questa la sede, però nella declinazione probabilmente o si cerca di evitarlo o si cerca di bypassarlo oppure si è perso di vista. Do queste doppie interpretazioni, diciamo, però quello è uno strumento potentissimo per la riduzione del gender pay gap, perché mette a disposizione di tutte, ed è obbligatorio, di tutte le aziende e delle organizzazioni la possibilità di misurarsi e mette in piedi anche un sistema di relazione, compresa le selezioni, compresa la stravolge bisogna saperla cogliere come un'opportunità e non come mi sembra stia accadendo, un vincolo delle aziende, cioè un'altra cosa da fare, un'altra cosa, altri dati da tirar fuori che non servono a niente, è come un vincolo, invece è un'opportunità. Spesso ne abbiamo parlato in queste puntate del tema del welfare dei servizi, perché se una donna vuole rientrare al lavoro deve poterlo fare sapendo di avere una rete che sostiene la famiglia e che la agevola nel rientro al lavoro. C'è ancora molto da fare su questo aspetto, ma quanto incidono anche magari le attività che avete fatto voi in azienda, in Veritas, quanto incidono politiche di welfare e cosa servirebbe per potenziare questi aspetti? Allora l'azienda diventa un sostituto di quello che non c'è praticamente, perché alla fine non vale solo per la donna in maternità, vale per esempio per tutto il tema dei caregiver. Certo. Oramai la popolazione sta invecchiando e noi stiamo lavorando molto anche su questo fronte, perché quando pianifichi un piano di welfare tu devi tener conto anche delle generazioni che hai in azienda, no? Devi tener conto del genere ma anche delle generazioni, e il supporto alla donna per il rientro alla maternità in realtà è un supporto alla genitorialità, quindi bisogna pianificare degli strumenti che siano di supporto all'uomo e anche alla donna. E tutto questo non è facile, le aziende si stanno facendo carico di questo, che ha dei costi. Quindi poi ci sono anche i bilanci che devono quadrare, quindi è tutto molto complicato, però vedo che almeno anche nell'ambito IDP molte aziende si stanno muovendo in questa direzione. Torniamo a Venezia, nei bagni pubblici in particolare di Venezia, per un altro aspetto che c'entra moltissimo con la parità di genere, a cui dedicheremo anche una puntata, che è quello della violenza.
voi avete fatto un progetto di sensibilizzazione, ce lo racconti? Sì, allora innanzitutto abbiamo fatto una cosa molto coraggiosa, l'abbiamo fatta ancora 3 anni fa, un po' ispirati dalla certificazione parità di genere, che voi sapete che in azienda, a seconda del decreto 81, c'è il documento di valutazione dei rischi, che diciamo, mappa tutti i rischi, rischio biologico, chimico, insomma tutti i rischi, movimentazione manuale dei carichi che i dipendenti hanno. Ci sono dei datori di lavoro, abbiamo inserito il rischio molestie e discriminazioni nei luoghi di lavoro nel documento di valutazione dei rischi. Questo cosa significa tradotto in parole povere? Che il rischio deve essere misurato, quindi noi abbiamo attivato dei questionari e delle survey in azienda sul tema violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro, che sul rischio bisogna formare obbligatoriamente le persone, quindi tutta l'azienda è stata formata. Tutta l'azienda è stata formata con diverse metodologie, quindi con formazione a distanza, formazione online, sincrono, asincrona, abbiamo formato tutti i responsabili, diciamo, della sicurezza e delle risorse umane, abbiamo fatto un corso formazione formatori in modo tale che possano andare nelle aule a formare su questo tema. Abbiamo fatto dei corsi sul linguaggio, come ad esempio era solo una battuta, ecco, il linguaggio è importante, è la base, diciamo, della buona relazione e del rispetto in azienda. Quello che citavi tu sui bagni pubblici, sì, noi gestiamo i bagni pubblici di Venezia Centro Storico. Dove transitano milioni di persone. Sì, e lì abbiamo, ma anche in tutti i bagni femminili, ma li metteremo anche in quelli maschili, di tutte le sedi, noi abbiamo 100 sedi, di tutte le sedi aziendali, abbiamo messo degli adesivi con il numero, diciamo, da chiamare, il 1522, e con delle frasi tipiche legate alla violenza economica piuttosto che alla violenza psicologica, e quindi se qualcuno si riconosce sa che deve allertarsi e deve chiamare. E poi abbiamo fatto una cosa, secondo me, che ha un valore che mi preme raccontare, che è quello degli sportelli. Noi abbiamo gli sportelli, abbiamo fatto un accordo con l'associazione Punti Viola e abbiamo formato tutte le persone che transitano, le 120 persone che transitano negli sportelli Veritas all'utenza, con psicologi e con avvocati, e sono pronte le persone ad accogliere eventuali donne utenti che vogliono denunciare. Ovviamente noi non raccogliamo la denuncia perché non siamo titolati, ma possiamo indirizzare le donne, le possiamo indirizzare ai centri antiviolenza, della polizia, dei carabinieri, quindi abbiamo fatto questo accordo sul territorio che secondo me è un'esperienza molto di sensibilizzazione, ma allo stesso tempo utile per il territorio. Ci avviamo alla conclusione, però una domanda sulla Fondazione Cecchettin la voglio fare. Sì. State collaborando con loro? Sì, abbiamo sottoscritto un protocollo che abbiamo diffuso molto in IDP, abbiamo sottoscritto un protocollo con la Fondazione, e all'interno di questo protocollo abbiamo già attivato una bellissima iniziativa, una in corso e una l'abbiamo già fatta, che abbiamo con i figli dei dipendenti, circa una quarantina di ragazzi e ragazze tra la seconda media e la quarta superiore, hanno fatto 2 ore di educazione affettiva con Gino Cecchettin. Questo è welfare. Assolutamente. Chiudiamo con la domanda che poniamo sempre a tutte le nostre ospiti e a tutti i nostri ospiti: perché la parità di genere ci riguarda tutti? Allora, la parità di genere ci riguarda tutti, ma proprio tutti, maschi e femmine, perché educa al rispetto, e io ritengo sia una responsabilità collettiva. Diciamo che potremmo dire di aver fatto un piccolo grande passo avanti quando ci saranno più uomini che si occupano di questo tema, come Gino Cecchettin. È vero, assolutamente. Prima di lasciarci il nostro spazio con le best practice con il servizio di Giulia Mazzariol.
Una storia di lotte, conquiste e diritti, raccontata attraverso immagini storiche e testimonianze. La mostra Una lotta senza tempo, promossa dalla CGIL di Vicenza, ripercorre il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e del sindacato dal Novecento a oggi, mettendo in luce un percorso di emancipazione che resta ancora incompiuto. Presenta l'evoluzione delle manifestazioni e delle lotte che le donne hanno fatto nel tempo. Abbiamo fotografie che partono dal 1914 e arrivano fino ai giorni nostri. Sono foto corali di donne, mai da sole, che lottano unite per la dignità, per l'uguaglianza, contro la violenza di genere, per un lavoro giusto e una retribuzione equa. Sono fotografie in bianco e nero che danno uno spaccato di quella che è stata l'evoluzione delle lotte femministe, delle donne della CGIL, che continuano. La mostra si chiama Una lotta senza tempo, proprio perché questo tipo di manifestazioni non hanno limite, sono trasversali, non hanno limiti di età, di tempo, arrivano fino ai giorni nostri con fotografie a colori che rappresentano giovani donne che sono il nostro futuro e la nostra speranza. La mostra diventa anche l'occasione per riflettere sulle disuguaglianze che ancora segnano il lavoro femminile nel Vicentino: stipendi più bassi, maggiore precarietà e pensioni spesso insufficienti. Un tema tornato al centro del dibattito con la nuova direttiva europea sulla trasparenza retributiva, che punta a contrastare il gender pay gap e garantire maggiore equità tra uomini e donne. L'occasione della mostra qui in CGIL a Vicenza ci dà anche la possibilità di mettere in evidenza una situazione legata alle differenze di genere che negli anni, nei decenni, come abbiamo visto nella mostra, consegnano un'evoluzione, una crescita, ma ci danno sempre una fotografia di una differenza di genere davvero marcata a livello nazionale, a livello regionale e a livello provinciale. Per quanto riguarda la provincia di Vicenza, se nel 2024 la media delle retribuzioni maschili si aggirava intorno ai 33.000 euro, per quanto riguarda le donne intorno ai 22.000 euro. Ecco che diventa molto importante la direttiva europea sulla trasparenza retributiva, trasposizione in legge però che ci preoccupa, perché la norma che sta per passare in Parlamento restringe il campo delle aziende che sono oggetto di analisi, restringe la platea dei lavoratori e delle lavoratrici che sono oggetto di analisi, restringe la tipologia di voci retributive che sono oggetto di analisi, che rischiano di far diventare questo strumento importante ideato a livello europeo in un'arma spuntata a livello nazionale. Ringrazio Chiara Bellon, direttrice risorse umane e organizzazione del gruppo Veritas e vicepresidente vicario Veneto Friuli Venezia Giulia dell'IDP. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. A voi ascoltatori, alla prossima puntata, a presto.